Sono addirittura arrivato in anticipo all'aeroporto, non me lo sarei mai aspettato, ma semplicemente perché avevo sbagliato. Quindi sono arrivato qui alle 7:20. Per fortuna Antonio già stava qua. Devi sapere che Antonio è un po' ansioso, quindi 6:30 ha avuto l'aeroporto insieme a questi qua. Andrea ci stava dicendo che lei batte ogni record di viaggio di gruppo, ma io volevo farvi un'altra cosa. Avrò tante difficoltà a capire chi ha valigia durante il viaggio. Andrea sta distribuendo i libricini con le preghiere. Guarda, non a caso come stai sulla foto. La cosa è certa comunque, se parti a fare questo viaggio, sappi che è un'esperienza che te la vivi. Buongiorno. Finalmente ci siamo seduti in aereo e schiatti cavoli. Appena arrivati a Istanbul, ma questo aeroporto è veramente immenso. Ci siamo imbattuti per caso in questo alberello dove la gente lascia i propri bigliettini. Qua vediamo, diciamo, Macco se la mia vita, più besta a Napoli. Si sempre stato fratemi fidata, ma ora non muovo bene più essere cacciato, non mi pensi più ma come mai. Nato Teresa. Lui è un'entità mitologica, metà uomo, metà cellulare. Siamo appena arrivati a Dubai. Questo è il nostro hotel, la temperatura è giusta, non fa né caldo né freddo, si sta molto bene, ma andiamo ad esplorare l'interno dell'hotel. Guardate le facce distrutte. Poi c'è il criminale 1 che è stato fermato all'aeroporto e il criminale 2 che sta là, vedete? Che cosa? Siamo arrivati in camera. Diego, sei messo in camera, subito, a prendere cazzo, i funghi. Allora mi ha detto che le uova sono pesanti, però pure i calamari fritti. 25 euro, panini 25 euro. Se si usa in Mario Tortora ci viene. Oggi è il day one, ci siamo svegliati, andiamo a fare la prima escursione. Io tra l'altro mi sono appena pagato un espresso al bar. Ecco, me l'hanno portato alla fine. Solo che secondo me sto caffè. Pino. Fabrizio, che hai fatto stamattina, Fabrizio? Lo vuoi raccontare? Sto aiuto a mare. Vedete, tipico dialetto di Dubai. Stiamo aspettando Antonio. Sta facendo il cibo e sta facendo smalto. Sono 80 euro a testa. Oddio, ma sono tantissimi, avete sentito, follower? A bordo vi vengono offerti acqua e soft drink. Wow, 80 euro alla Lagosta. Guardate zio Andrea Vento, guardate. Questa è una sfida di dispositivi. Ma quanto è bello qua? Io sono più grande. Ma quanto è bello qua? Però a me si muove sopra. Questo qui, alle vostre spalle, davanti a me, è un canale naturale, Click. Praticamente in questo canale e su queste sponde di questo canale nasce la vita di Dubai, nasce Dubai, ha fatto da porto naturale. In maniera quindi automatica nei secoli questa città è stata un luogo di commercio e di scambio, proprio grazie a questo canale naturale. Siamo magicamente passati da una zona di Dubai estremamente ricca per arrivare alla Dubai vecchia, che come potete vedere alle mie spalle, nelle immagini che state guardando, è tutt'altro mondo. In questo momento ci stiamo per avventurare in una sorta di mercatino, ci fermeremo a prendere un caffè qui. Mi sono concesso un sandwich con delle patatine con questa vista. Siamo in una piccola zona di mercati, un piccolo mercatino che sta qua ed è meraviglioso, è veramente molto suggestivo. Ci troviamo in un posto bello. Tra l'altro vi ho tenuto nascosto fino ad ora che io in questo momento sono vestito così, quindi sono diventato un imprenditore arabo e adesso comprerò tutta la zona. Hey, I'm fine. What's your name? I can put one finger. Ci spieghi dove siamo in questo momento? Siamo dentro un succo, dentro un mercato. Capito? Siamo in zucchero, aiuto, siamo dolcissimi oggi. In questo momento ci troviamo sulla Abra, l'imbarcazione tipica, e stiamo per attraversare questo canale naturale che si è creato nella Dubai vecchia, che tra l'altro è diventato un posto di interscambio, un porto di interscambi sia commerciali che turistici. La temperatura di oggi è stata abbastanza sopportabile, nel senso che finché siamo stati in giro tutto ok. Quando poi abbiamo messo sta roba addosso
è stato un po' difficile tenere la roba senza toglierla. Ho tolto quel copricapo perché veramente stai facendo i pipistrelli dopo ragne, però adesso le temperature stanno cominciando ad abbassare. Quello che vediamo davanti è questo. Quello che provavo a spiegare è questo, è la gall, che lo vedete in testa ai beduini e veniva utilizzato per metterci le zampe dei cammelli all'interno, così durante la notte non scappavano. E questo sono io santo. 100 viaggi Salute capo! Ciao! Giorno 2 a Dubai, anche oggi abbiamo delle escursioni da fare. Oggi vedremo delle cose molto interessanti. Un lato porto costruito dall'uomo in maniera artificiale, c'è questo palazzo che è bellissimo tra l'altro. Siamo arrivati a Bagnoli, se mi sbaglio KSS. Questa invece è tutta la zona di mare che circonda Atlantis, la grande palma. Infatti se guardate qui dietro, in realtà non vedete altro che mare. Ci raccontavano tra l'altro che in fondo lì ci sono delle ville che hanno camere sott'acqua che sono chiaramente raggiungibili solamente tramite traghetti. E davanti a me ho il famosissimo Burj Al Arab, l'hotel 5 stelle lusso, anche se molti dicono che è 7 stelle ma in realtà non è vero. L'hotel 5 stelle lusso che ha un costo incredibile per la grandezza dell'hotel, ha pochissime stanze dicevano, relazionata alla grandezza. Ogni piano ha una reception, parliamo di circa 1000 euro a notte, parliamo di circa 700-800 euro a persona per mangiare. Siamo pronti per salire al Burj Khalifa, la struttura più alta del mondo. Pensate che sono 850 metri di altezza, 125 piani in un minuto. Stiamo aspettando che tra poco comincia lo spettacolo delle fontane. Compirò presto 28 anni e morirete tutti. Buongiorno a voi, oggi è il 20 aprile ed è il mio compleanno. Io sono felicissimo, ho compiuto finalmente 28 anni e oggi saremo in visita a Abu Dhabi. Abbiamo fatto una piccola sosta. Questi, tra virgolette, autogrill sono stati sviluppati tutti quanti a tema. Del nostro amico Samer, napoletano, egiziano, tutto ciò che finisce con ano è lui. Con questa preghiera di sottofondo, vera tra l'altro, che stiamo facendo in questo momento, mi andava di esprimere il mio parere. Io in generale non sono un religioso, non sono cattolico, sono ateo, ma porto un grandissimo rispetto per chi è religioso e porto un grandissimo rispetto per le religioni in maniera relativa. Tipo, quando vado in chiese o in posti del genere che esibiscono uno sfarzo così grande, pensando che
qualche chilometro più al sud di dove ci troviamo, è un posto dove i bambini muoiono di fame e quello ti fa un poco arrabbiare. Però, ma fai la vita. La nostra guida ci sta lasciando. Ciao Miki! Ho trovato una sorpresa in camera che non mi aspettavo, visto che oggi è il mio compleanno. Guardate cosa ho trovato sulla scrivania. Che cosa meravigliosa, happy birthday! È un vero e proprio biglietto di auguri. Una Ferrari blu e rossa tutta per te. Devo terminare il vlog, ciao! Può sembrare niente, però è bellissimo. Fatto nel pensiero. Ragazzi, queste cose solo con Andrea succedono, io non lo so. Veramente. Passando un compleanno meraviglioso. E ancora devi finire. Stasera, visto che è il mio compleanno, abbiamo deciso di festeggiare tutti quanti insieme con tutto il gruppo e con Summer che è arrivato da Sofia. Andrei, puoi dare 200.000 euro a costo del taxi, per favore? Ma no, con me arrogante, da là. Tanti auguri a te. Auguri! Esprimi il desiderio? Io lo so che desiderio espressione. Voglio avere più soldi di quello che ho adesso, lo so, io già lo so. No, No. ho messo una somma specifica. Buongiornissimo caffè, noi siamo in auto, io ho dormito tantissimo perché avevo veramente sonno a livelli professionali, ma adesso siamo in auto per andare a fare il safari con la Jeep. In questo momento siamo fermi all'ingresso del deserto e lui sta sgonfiando le ruote perché chiaramente hanno bisogno di più aderenza per superare le dune e tutto. Quindi sgonfia le ruote e quando usciremo dal deserto le rigonfierà. Si nucumbis con vestito bianco, sì. Siamo appena arrivati nel villaggio in mezzo al deserto. Questa è la situation. Oggi ho fatto estremamente tardi perché non ho sentito la sveglia e di conseguenza sono rimasto totalmente da solo in hotel. Sento un po' come mamma ha perso l'aereo. Quindi niente, adesso mi metto in taxi da solo e raggiungo gli altri. Per fortuna appena sono uscito dall'hotel ho trovato un taxi che mi sta portando a Marina Mall e sto per raggiungere Antonio che è già là. Sono appena arrivato al Marina Mall e sto raggiungendo i ragazzi. Ho ritrovato i miei amici! Ciao! Stiamo andando a fare questo giro in battello, in realtà ci dovrebbe essere anche la Cina, solo che non si vede ancora. Guardate la vista che c'è qua, fenomenale. Siamo partiti da vicino al centro di Dubai Vecchia, ma eravamo al limite tra Dubai Vecchia e Dubai Nuova, quindi siamo partiti da un punto in cui c'erano dei palazzi altissimi. Siamo passati per Dubai Vecchia, che guardava, aveva questi palazzine, sta roba un po' più povera, e siamo arrivati in una zona piena di cantieri, perché come vi ho detto fino ad ora, Dubai è una città in continua costruzione, quindi è stranissimo. Oggi io e Antonio ci siamo staccati da tutto il gruppo, abbiamo deciso di andare a visitare il The Frame, che vi faremo vedere tra poco cos'è.
Ed è sempre incantevole passare in mezzo a tutti questi palazzi altissimi, a sta roba, cioè siamo nel 2020.000. Ecco la famosa cornice di Dubai. Secondo voi l'unico imballato che non tiene un bancomat in da macchina, chi può essere? Chi le cambia chiappato noi? Se tassi scussupata sta facendo in terra, sta facendo. Mio Dio ragazzi, fa davvero impressione. Cioè sto camminando a 150 metri di altezza. Maronna, mi voglio che ansia. Io mi sto cagando sotto. Ragazzi, non ci riesce a camminare là sopra. Proviamoci insieme. Non guarda avanti. Ma non solo questo, perché The Frame, perché si chiama così? Innanzitutto perché ha forma di cornice, ma soprattutto perché incornicia due parti di Dubai, ovvero alla sinistra la Dubai vecchia, che potete vedere, forse intravedere da qui, ecco, questa è tutta la Dubai vecchia. Se andiamo dal lato opposto, passando ovviamente sempre per questa cazzimosa walk, andiamo a vedere tutta la Dubai nuova in costruzione. Comunque il fattore sicurezza è tutto, ma qua stiamo sicuri perché vedi che una carta la mezza, c'è chi ha ittata la carta là. Stiamo parlando dell'hotel più costoso al mondo, il Burj Al Arab. Siamo all'interno della villa. Ci siamo seduti, siamo all'interno del Burj Al Arab al primo piano e abbiamo ordinato un menù per un aperitivo che comprende nel nostro caso un cappuccino con una foglia d'oro alla parte superiore, che è la cosa tipica del Burj Al Arab, e un dolce che producono qua. Nel mio caso è un tiramisù. Ci ha appena spiegato che cos'è questo vassoio, ovvero cappuccino con oro 24 carati sbriciolato sopra, al centro la raffigurazione del Burj Al Arab, a sinistra un dolce al cioccolato prodotto qui di marshmallow, e addirittura questo non me lo sarei mai aspettato, ma è acqua. Siamo nell'aeroporto di Dubai e stiamo tornando e siamo tutti tristi perché volevamo stare ancora, però in compenso, come dice Pino. Se mi fa casa a me.